Buonasera, bentrovati con il notiziario di Prealpina.it. Tragedia al ponte di Cairate, dove questa mattina è stato trovato il cadavere di un uomo. Gli accertamenti da parte dei carabinieri hanno permesso di risalire l'identità del morto. Si tratta di Matteo Caronni, il 25enne scomparso da Misinto. Sono stati i vigili del fuoco di Salerno a trovare il corpo senza vita del giovane che si era licenziato da un'azienda di Desio per poi scomparire e far perdere le sue tracce. La sua auto era stata ritrovata nei pressi dell'ospedale di Tradate. Il giovane non aveva con sé il telefonino ed era risultato perciò impossibile rintracciarlo con il GPS. Questa mattina la scoperta che l'allontanamento era sfociato in una tragedia. E spostiamoci a Varese, dove oggi è stato dato l'ultimo saluto a Karim Larbi Damir, il ragazzo di Bisuschio di 14 anni, morto domenica scorsa durante una gita in montagna. Vediamo un servizio curato da Elisa Polveroni, le immagini sono di Alessandro Perrone. Un saluto commosso a Karim Larbi Damir, il ragazzo di 14 anni residente a Bisuschio, morto in un incidente di montagna domenica scorsa in Canton Ticino. La cerimonia funebre si è svolta al cimitero di Belforte di Varese, nell'area riservata ai fedeli islamici. In realtà il saluto è stato corale, collettivo, multiculturale, con tantissimi partecipanti, fra cui i ragazzi compagni di squadra di Karim, i conoscenti, i vicini di casa, le istituzioni e i rappresentanti della comunità islamica. Il padre, in un messaggio commovente, ha ringraziato tutti i partecipanti dicendo: oggi in questo dolore siamo tutti uniti, senza differenze, vi ringrazio. Sono stati vicino a noi anche quelli di Induno, di Arcisati. Ringrazio tanti la comunità musulmana e la comunità cristiana, e questo lutto si dimostra che non c'è nessuna differenza tra il cristiano e il musulmano. Questa è una dimostrazione che dice che non c'è la differenza tra un cristiano e un musulmano, perché viviamo tutti insieme tutte le giornate. Esplosione oggi in un garage, un uomo di 34 anni è stato trovato con una mano amputata. È successo nel pomeriggio a Milano, in via Gianluca Banfi, dove sono accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri e le ambulanze del 118. Non è ancora chiara la dinamica dell'esplosione, il 34enne è in gravi condizioni. Gli studenti di Gallarate in vacanza studio a Londra stanno partecipando alle celebrazioni per la morte della regina Elisabetta. Vediamo il servizio. Serata di veglia a Buckingham Palace per gli studenti del liceo Pascoli di Gallarate. I ragazzi sono a Londra in vacanza studio e dopo l'annuncio della morte della regina Elisabetta si sono recati davanti al Palazzo Reale. Sono una trentina in tutto, che fino a sabato saranno a Londra per una vacanza studio legata alle attività di volontariato. Ieri si sono trovati al centro di un evento storico e hanno partecipato al grande lutto che il paese sta vivendo per la scomparsa, a 96 anni, della regina Elisabetta. Dal momento dell'annuncio ufficiale, raccontano, un fiume di persone ha cominciato a riversarsi davanti a Buckingham Palace. Tutti i negozi sono aperti e ci hanno detto che probabilmente da lunedì inizierà il lutto. Le famiglie che ci ospitano, proseguono, sono davanti al televisore da ieri a seguire le varie dirette. Ci hanno spiegato che la regina Elisabetta non era solo una figura istituzionale per loro, ma quasi un membro della famiglia, un po' come se fosse morta la nonna di tutti. Inaugurata poco fa la fiera di Varese, che è tornata alla Schirana. Vediamo il servizio di Nicola Antonello, le immagini sono dell'agenzia Blitz. 100 espositori in 6.000 metri quadrati, dove da oggi fino al 18 settembre si ospiteranno anche incontri, presentazioni, aree tematiche, street food e tanto altro. Dopo 2 anni di stop, pochi minuti fa è stata aperta la 44esima edizione della Fiera di Varese, confermando la formula azzeccata degli anni precedenti alla pandemia, che hanno segnato un boom di visitatori. Il biglietto d'ingresso sarà gratuito. All'interno dell'area espositiva della Schirana, come da tradizione, ampio spazio viene dato alla casa e all'edilizia, ma la manifestazione fieristica è riuscita comunque a presentarsi con un taglio generalista e in grado di poter piacere a tutti.
tanto che a pochi minuti dall'apertura lo spazio espositivo ha già registrato una buona presenza, anticipando quello che potrà accadere nei prossimi giorni. Tra pochi minuti si terrà l'inaugurazione ufficiale e, con le elezioni politiche in programma tra 15 giorni, ci si attende un'ampia passerella di candidati ed esponenti di ogni schieramento. E ora l'andamento del Covid in Lombardia, con i dati forniti nel tardo pomeriggio dalla Regione, sono 2.420 nuovi positivi a fronte di 21.000 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività è dell'11,5%, calano il numero dei ricoverati in provincia di Varese, 188 nuovi positivi. E torniamo a Varese, dove questa mattina il PD, davanti all'ex caserma Garibaldi, ha fatto il punto sulla cultura con il candidato Roberto Rampi. Si è parlato di modello Varese. Vediamo il servizio con le immagini dell'agenzia Blitz. Il maxi cantiere dell'ex caserma Garibaldi a Varese entra all'improvviso nella campagna elettorale. Davanti al portone chiuso è stato fatto il punto su quello che è destinato a diventare il nuovo polo culturale di Varese. Protagonista dell'incontro, organizzato dal PD cittadino, Roberto Rampi, candidato alla Camera dei Deputati e capogruppo PD in Commissione Cultura al Senato, oltre che componente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in cui si occupa proprio di cultura e dei progetti di rigenerazione urbana. Esiste un modello varese, dice il senatore, da cui dovremmo imparare a livello regionale e a livello nazionale. Un modello fatto di più elementi, tra cui un gruppo dirigente giovane, l'apertura alle nuove generazioni, la capacità di considerare la cultura un grande volano di sviluppo. Al Collegio De Filippi di Varese il confronto tra due candidati alle elezioni politiche, Raffaele Cattaneo e Guido Bonoldi, entrambi esponenti dell'elettorato cattolico, ma candidati in partiti diversi. Il servizio è di Riccardo Prando. E questo mi permette di confrontarmi lealmente e anche francamente con lui. Non condivido la sua scelta per una pluralità di ragioni, perché credo che queste elezioni con ogni probabilità le vincerà il centrodestra e che i moderati in questo momento hanno il dovere, il compito di rafforzare il centro del centrodestra che va al governo. Altre proposte rischiano di non tradursi in un indirizzo concreto all'azione di governo. Io invece credo che i moderati oggi ci sia un gran bisogno che diano il loro contributo all'indirizzo del governo. In questo senso credo che la nostra scelta, la scelta di noi moderati di fare il centro del centrodestra, in questa contingenza, con questa legge elettorale che favorisce le coalizioni, sia la scelta più utile per il voto cattolico e moderato. Guido Bonoldi. Noi puntiamo appunto su questo terzo polo, la possibilità appunto di uscire dal bipluralismo, di avere un'opzione che non debba scegliere tra destra e sinistra, e vogliamo dare il nostro contributo in questo modo. Poi speriamo anche che in futuro ci siano dei fondi. A Saronno ho presentato il nuovo corso post diploma di meccatronica voluto da Univa e da Confindustria Alto Milanese. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Roberto Banfi. Le immagini sono di Domenico Ghiotto. Questa mattina la presentazione del nuovo corso di meccatronica che amplia l'offerta scolastica di Saronno. È promosso da ITS Lombardia con Unione Industriali Varese e Confindustria Alto Milanese e dà sede all'Istituto Tecnico Industriale Riva, dove stamane si sono ritrovati docenti e rappresentanti istituzionali per un Open Day, al quale hanno partecipato anche molti giovani interessati a questa nuova possibilità di formazione, che apre sicure prospettive occupazionali. Andiamo a sentire le parole di Giovanni Brugnoli, vicepresidente di Confindustria per il Capitale Umano, e Roberto Grassi, presidente di Univa Varese. Cos'è la meccatronica e quali sono le prospettive per chi la studia? La meccatronica in questo momento abbraccia tantissimi campi di opportunità, in quanto è presente non solo in una tipologia merceologica, ma ormai abbraccia tutti gli aspetti industriali. Quindi studiare la meccatronica ha un grado di occupabilità eccellente. In questo momento l'ITS meccatronico
qui di Saronno dà un'opportunità al territorio proprio per una crescita, un innalzamento professionale e di qualifica di questi ragazzi e ragazze. Noi abbiamo bisogno di talenti da mettere all'interno delle nostre imprese e soprattutto di talenti che aderiscono alle esigenze che continuano a cambiare nel mondo imprenditoriale. L'impresa sta cambiando e di conseguenza le competenze vanno cambiate. Meccatronica perché proprio Saronno? Ma Saronno perché è una città che si trova vicino sia a Legnano che è nella provincia di Varese, è un'iniziativa congiunta da Confindustria Varese e Confindustria Alto Milanese e quando si tratta di formazione dei nostri giovani, sia io che il Presidente Rossetti abbiamo pensato di portare avanti questa bella iniziativa su un territorio varesino ma attiguo al territorio di Confindustria Alta Milanese per investire sul futuro dei nostri giovani. Tradate deve fare i conti con i cinghiali, vediamo perché nel servizio curato dalla redazione. Ormai vivono a 4 passi dalle nostre case e non hanno neanche più paura dell'uomo. I cinghiali si sono perfettamente integrati nelle nostre città e non solo in provincia di Varese. Hanno le loro abitudini e i loro orari. Di notte è relativamente facile incontrarli. Eccoli ad Abbiate Guazzone attraversare via Marrone, nei pressi della Madonna delle Vigne. La gente protesta, ma porre un freno alle loro visite non è per niente facile. Questa è l'ultima notizia, vi diamo appuntamento al TG di domani alle ore 19. Buona serata.